Con Luca Giaroni, mister, 8-2 il Tiene l'ha vinta, diciamo, meritando, ecco. Sì, no, beh, sicuramente la pista ha detto 8-2 per il Tiene, complimenti al Tiene perché ha fatto una grandissima partita secondo me e ha dimostrato tutta la sua forza stasera. Lo sapevamo che il Tiene probabilmente, non so se è la squadra migliore del campionato, però poco ci manca. Quindi vabbè, i ragazzi, gli ho detto adesso nello spogliatoio, non è una sconfitta che deve cambiare il giudizio o deve cambiare quello che è il percorso che stiamo facendo in questo campionato. È arrivata, niente, metabolizziamo subito e già da lunedì iniziamo a pensare alla prossima, ma proprio con la massima tranquillità possibile. Forse un dato particolare così che non mi è sfuggito il primo tempo, le tante palle perse quasi inutilmente, cioè magari non in una situazione di pressione forte, forse quello poteva magari un po' cambiare qualcosa nel primo tempo. Sì, allora ti dico, noi avevamo visto poi in settimana come gioca il Tiene, sappiamo che il Tiene è una squadra che corre tanto, pressa per 50 minuti, probabilmente un po' all'inizio magari anche la tensione per l'importanza della partita, non dico che ha giocato un brutto scherzo, però ci ha un po' frenato in alcune cose. Quindi si è andati nel primo tempo soprattutto molto in difficoltà sulla loro pressione. Nel secondo tempo abbiamo creato qualcosa invece di buono, non dico che siamo stati vicino a riprendere la partita, però quantomeno gli abbiamo dato un po' più di filo da torcere nel secondo tempo. Poi gli ultimi gol, ormai eravamo partita quasi finita, sbilanciati, tutto quanto, contano solo ai fini del tabellino, ma per quello che riguarda la partita io, al di là del risultato ovviamente, perché non piace a nessuno perdere, anche i ragazzi adesso erano abbastanza demoralizzati per questo, però sono comunque molto soddisfatto di come stanno lavorando in questi mesi e di come stanno comunque giocando in queste partite di campionato. Ok, adesso l'ultima al volo, poi ti lascio. Sì. C'è anche qualcosa da apprendere in una sconfitta così, perché comunque ti sei misurato con una squadra che davvero per 50 minuti ha giocato un ottimo hockey. No, beh, sicuramente io penso che il Tiene potrebbe tranquillamente stare a metà classifica in A1, ma proprio tranquillamente quest'anno. Ovviamente da queste partite c'è da prendere tutto il buono che abbiamo fatto, perché comunque qualcosa di buono l'abbiamo fatto, e c'è da lavorare su quello che abbiamo sbagliato. Però ti ripeto, non è questo, diciamo, il momento di adesso focalizzare troppo l'attenzione su questa sconfitta, ma cancellare, metabolizzare e ripartire tranquillamente lunedì con gli allenamenti in vista di un'altra partita difficile che avremo sabato a Trissino. Sì, una pista molto ostica. Sì. Grazie Luca. Grazie a voi, buona serata.